ben ritrovati a questa nuova puntata di Qui Mercato. Come vedete, insomma, siamo proprio in diretta. Il nostro compagno di viaggio e di avventura Attilio Malena è stato microfonato proprio in questo momento dal nostro cameraman Massimiliano Fino. Buon pomeriggio, Attilio. Siamo tornati ad alletare le ultime giornate di calciomercato, pronti a raccontare questi ultimi giorni caldissimi. Anna, eravamo fuori onda per cercare di regalare qualche buona nuova a chi ci segue da casa. Tra pochissimo entreremo nel merito. Certo, noi ve l'avevamo promesso, siamo tornati anche per quest'ultima settimana di calciomercato perché lo sappiamo che la sessione estiva del calciomercato si chiuderà lunedì prossimo, vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni. Ve l'avevamo promesso con Attilio, abbiamo mantenuto, Attilio, la nostra promessa, faremo questo tour de force, passeremo poi il testimone giovedì e venerdì a Pippo Gatto, insomma vedremo lui che cosa ci racconterà. Intanto oggi e domani vi terremo compagnia con Attilio, vi daremo le ultime di calciomercato, iniziando proprio dalle squadre di Serie B sino ovviamente alla Serie C, vediamo se ci sono anche notizie per quanto riguarda altre formazioni calabresi. Intanto Attilio è partito il campionato nel migliore dei modi, possiamo dire, perché le due calabresi insomma si sono divisi la posta in palio, quindi insomma è iniziato tutto per il meglio. Vedremo invece cosa accadrà per quanto riguarda le squadre di Serie C. Iniziamo proprio con le ultime di giornata. Ultime di giornata che riguardano due notizie che abbiamo controllato qualche minuto fa. Il Cosenza è molto vicino a chiudere la trattativa per l'attaccante Libomir Tupta dal Verona. Era una notizia già trapelata nei giorni scorsi, ma da quanto ci risulta il Cosenza sarebbe molto vicino a centrare questo acquisto. L'eventuale arrivo di Tupta però non pregiudicherebbe l'arrivo di un'ulteriore punta, perché il Cosenza è alla ricerca di uno di quegli attaccanti in grado realmente di garantire il salto di qualità alla formazione di Piero Braia. Come ha stesso ammesso lo stesso Piero Braia, manca qualche pedina ancora, qualche pedina funzionale, un centrocampista e un terzino sinistro, ma il Cosenza si avvicina molto a Tupta. Ma non è l'unica squadra calabrese protagonista di giornata, perché il Crotone è molto vicino invece a centrare il colpo marrone per la difesa dall'Hellas Verona. Il Crotone che aveva sondato il terreno per Silvestre, che aveva sondato il terreno anche per Thomas Ertò, ex udinese, alla caccia di una nuova occasione in Italia, ma si sarebbe concentrato nelle ultime 48 ore sul profilo del calciatore cresciuto nel vivaio della Juventus, Luca Marrone per la difesa, centrocampista inizialmente che poi ha trovato il suo ruolo naturale come difensore. Nel nostro titolo la ciliegina sulla torta, quella che andrebbe a mettere il Crotone per la difesa. I pitagorici a calcia dell'ultimo tassello per la difesa e sono molto vicini a centrare questo colpo. Quindi da una parte il Cosenza vicino all'attaccante Tupta, dall'altra parte il Crotone dovrebbe mettere a posto la difesa a stretto giro di posta, con Marrone oggi favorito sugli altri due nomi, Ertò e invece anche lo stesso Silvestre, anche lui svincolato dopo l'avventura all'Empoli. Dicevamo, iniziato il campionato, iniziata la Serie B, uno dei campionati più appassionanti insieme anche alla Serie A. Ancora, Attilio, ci sono movimenti di mercato di Serie A, ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, però dobbiamo dire che il Cosenza non ha sfigurato davanti al pubblico, al numerosissimo pubblico dell'Ezio Scida, ha tenuto testa ad un Crotone che, dobbiamo dire, le ultime di mercato da quando ci siamo lasciati qualche settimana fa, insomma ha preso anche un nome altisonante come quello di Maxi Lopez. No, anche Maxi Lopez può essere considerato da un certo punto di vista un po' una ciliegina sulla torta, no? Perché è un'operazione strategicamente senza dubbio studiata da parte del club del presidente Vrenna, con un ingaggio importante. Cosa può dare oggi Maxi Lopez al Crotone? Può dare quell'esperienza in più, può dare quel carisma in più che probabilmente manca nel reparto offensivo, ma con l'eventuale permanenza di Simi, con l'acquisto di Luca Vido, con Maxi Lopez e soprattutto anche con la sorpresa, perché nessuno probabilmente si sarebbe aspettato un impatto così forte da parte di Messias sulla formazione di Giovanni Stroppa. Realmente il Crotone credo sia competitivo per obiettivi importanti. Non so se per la promozione diretta, ovviamente ce l'auguriamo tutti, ma il Crotone ha fatto quello che doveva fare sul mercato, assolutamente confermando quella sana ambizione di cui discutevamo quando abbiamo aperto l'edizione di quest'anno di Qui Mercato. Però, come dicevi giustamente tu, davanti ad un Crotone certamente più completo,
rispetto al Cosenza, il Cosenza ha mostrato il suo potenziale, un potenziale ancora inespresso, per certi versi si è intravisto qualcosa, lo stesso Pierini, la pericolosità di Carretta, l'equilibrio a centrocampo, ma la vera garanzia del Cosenza anche contro il Crotone è Piero Braia. Piero Braia aveva promesso ai tifosi una prestazione di grande livello, il Cosenza non ha sfigurato, ennesima testimonianza di quanto Piero Braia abbia il gruppo nelle sue mani e riesce poi a plasmarlo a dovere al meglio, garantendo un rendimento assolutamente di valore sul campo. E a proposito di Cosenza, Attilio, abbiamo dato proprio una notizia di queste ore nei nostri telegiornali, c'è stato l'ok dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per insomma, lo spettacolo, per ovviamente le partite calcistiche. L'ok viene insomma, da questa commissione che da giugno ha dato delle prescrizioni. Queste prescrizioni sono state ottemperate tutte o quasi, comunque mancano pochissimi particolari, quindi c'è l'ok e si disputerà al San Vito Marulla la gara fra Cosenza e Salernitana, un match di cartello, perché questa sfida è una sfida attesissima, si giocherà in notturna, la prima possiamo dire di questo lungo campionato di Serie B alle 21, è iniziata anche la prevendita, si attende questo sold out perché essendo anche una gara in notturna la gente potrà andare al mare magari nel sabato pomeriggio e poi rientrare in città proprio per assistere ad una sfida importante. No, una cornice di pubblico degna del blasone di questa sfida. Cosenza Salernitana, inutile nasconderlo, non può essere considerata come una gara come tutte le altre praticamente, per il blasone storico, per la formazione che arriva al San Vito Gigi Marulla. La Salernitana è reduce assolutamente da una prima giornata di grande livello, l'impatto di Ventura è stato devastante, probabilmente inaspettato, con un 3-1 per certi versi inatteso, come dicevamo qualche secondo fa, su un Pescara assolutamente protagonista sul mercato, e tra poco racconteremo qual è l'ultimo colpo che il Pescara si sta regalando per migliorarsi ancora. La prima giornata ha detto tanto sulle ambizioni della Salernitana, sull'impatto di Giampiero Ventura, su quello che può dare Giampiero Ventura alla Salernitana, ma dall'altra parte il Cosenza, come sempre anche nello scorso campionato, nelle grandi sfide è in grado di dare quel qualcosa in più, e per l'ambizione di Braia e per la preparazione, anche nonostante i tanti cambiamenti, sono convinto che il Cosenza si farà trovare pronto e non sfigurerà davanti a una cornice di pubblico che sarà degna di questa grande sfida contro la Salernitana. È giusto, come dicevi tu, che si attende il sold out per una sfida tanto importante quanto bella. Certo, è una sfida importante, vedremo cosa succederà, insomma, anche perché si attendono novità dal mercato, l'abbiamo detto, il DS Trinchera sta lavorando a questa punta che serve al Cosenza, saranno giorni decisivi entro lunedì, sicuramente sapremo novità, Attilio, perché insomma lunedì è l'ultimo giorno di calciomercato estivo e quindi c'è attesa non solo da parte dei tifosi, c'è attesa da parte degli addetti ai lavori, da parte di tutti, insomma, per capire chi vestirà i panni dell'attaccante in casa Cosenza, un Cosenza però insomma rivisitato e corretto. Abbiamo visto in campo anche il rientro di Corsi dal primo minuto, ha ripreso la fascia da capitano, questa è una buona notizia perché è rientrato integro dall'infortunio, quindi un in bocca al lupo a lui e ovviamente a tutta la squadra di Piero Braia. No, assolutamente, ma tutti gli scetticismi iniziali sono stati poi dissolti quando il Cosenza è sceso in campo, ma non mi viene in mente solo Corsi, mi viene in mente anche lo stesso Monaco, etichettato come calciatore finito, che ha mostrato invece tutto il suo potenziale e tutto il suo carisma all'interno della difesa anche contro il Crotone, come lo stesso Schiavi, così come il potenziale di Canutè, così come il potenziale di Pierini, così come l'arrivo di Carretta. Il Cosenza si è reso protagonista di una sessione di mercato fin qui che ha rinforzato dal mio punto di vista la formazione di Piero Braia, però come giustamente dicevi anche in questo caso tu, Anna, non è finita qui. Il Cosenza con le famose ciliegine sulle torte, che poi possono essere sì un boomerang, perché quando arrivi negli ultimi giorni di calciomercato si hanno delle occasioni che probabilmente 15 giorni fa sembravano realmente inaspettate, ma è un boomerang, ti giochi tutto, è un po' come una partita a scacchi per il direttore sportivo Stefano Trinchera, che dovrà dimostrare ancora una volta di essere all'altezza delle aspettative. Non ha bisogno di presentazioni, così come Piero Braia è la garanzia di questo Cosenza, e anche in questa sessione di mercato ha fatto il suo portando a Cosenza, o meglio riportando in alcuni casi, come ad esempio Baez, dei calciatori assolutamente funzionali al modo di pensare e di vedere il calcio di Braia.
Dicevamo di questo campionato di Serie B, Attilio, c'è stata qualche sorpresa in questa prima giornata secondo te, o insomma qualche diciamo, risultato inaspettato alla vigilia? Mi viene in mente ad esempio Benevento. No, in realtà non mi aspettavo così tante indicazioni e anche dal mio punto di vista delle sentenze. La Cremonese che ha battuto un avversario ostico come il Venezia con una grande giocata di Castagnetti, e dal mio punto di vista Benevento, Frosinone e Empoli per forza di cose hanno qualcosa in più in termini di blasone, in termini di budget, in termini di rosa allestita. Subito dopo Crotone e Cremonese, anche se l'obiettivo del Crotone a fatti resta comunque quello di recitare un campionato da grande protagonista, però le indicazioni che ha dato la Cremonese sono indicazioni assolutamente importanti, una prova subito da grande squadra, una sorpresa all'impatto anche positivo di Giampiero Ventura sulla Salernitana, battendo anche in maniera nettamente, senza dubbio, il Pescara di Luciano Zauri, ancora troppo impaurito, che ha pagato caro l'impatto con la cadetteria, ma anche un risultato importante, rotondo, per come si è evoluto il match tra Cittadella e Spezia, il Cittadella che aveva impensierito nel primo tempo lo Spezia che poi nel secondo tempo è dilagato. Una Serie B che è partita dando la testimonianza di quanto la qualità si stia alzando in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni. Calciatori importanti, calciatori di nome, ma anche tanti giovani pronti a mettersi in mostra, chissà, per sperare in un futuro da grande protagonista. E a proposito di Spezia, Attilio, lo Spezia proprio sarà protagonista nella prossima sfida con il Crotone, poi ci sarà una sosta, si riprenderà il campionato il 14 di settembre, insomma è iniziato a sprombattuto e poi adesso c'è subito questa sosta, aveva diciamo fatto fare la bocca buona ai amanti del bel calcio, però c'è questa sosta forzata, poi si riprenderà il 14 settembre, il Cosenza poi rigiocherà di nuovo in casa, ci saranno due sfide importanti per i rossoblù, insomma è un campionato tutto da seguire. Lascia l'amaro in bocca, hai detto bene tu, sono d'accordo Anna, perché dopo 2 giornate magari che danno delle indicazioni fanno percepire una voglia di calcio incredibile in tutte le piazze della Serie B, ma in realtà quest'anno non c'è una piazza che ruba l'occhio. Mi viene in mente il Bologna, mi viene in mente il Cagliari della situazione, o come è stato in altre occasioni la Juventus, il Genoa e il Napoli. Sono tutte grandi piazze, ma è un campionato molto, come dicevamo prima, livellato verso l'alto, ma equilibrato. Chissà che come sempre questa Serie B non possa regalare una sorpresa dalla Serie C alla Serie B. Abbiamo visto il Novara, il Cittadella grandi sorprese, il gap tra la C e la B è sempre molto meno rispetto al gap tra Serie B e Serie A. Tra le 3 neopromosse, Pisa, Juve Stabia e Trapani probabilmente hanno qualcosa in meno. Chi si è rinforzato anche come progetti societari resta il Pordenone con un allenatore del calibro di Attilio Tessera in panchina, con una campagna acquisti a mio avviso oltre la sufficienza fin qui, poi vedremo come si evolverà nel corso degli ultimi giorni di calciomercato, si candida a non essere una meteora in Serie B, ma ad aprire, perché no, un ciclo. E qui io stavo aprendo, Attilio, siamo riusciti finalmente in diretta ad aprire il nostro touchscreen grazie al nostro regista Enzo Leonetti e a Piero Arena, oltre ovviamente a Massimiliano fino alla camera e alla messa in onda di Francesco Camposani. Siamo riusciti ad aprire il nostro touch, che ovviamente le prime pagine dei giornali di oggi sono dedicate alla Serie A, questa sfida tra Inter e Lecce. Tra l'altro Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport hanno scelto la stessa foto di Lukaku per celebrare il grande esordio di Antonio Conte con la maglia dell'Inter. Quindi, però ne parleremo dopo. Sì, ne parleremo dopo. Io Tutto giusto sport, per farvi vedere queste prime pagine dei giornali. Tornando ovviamente alla Serie B, ci sono altre squadre che ancora cercano di rinforzarsi, oppure diciamo che il quadro è quasi completo? Il quadro è quasi completo, ma la Cremonese è vicina a Gustafsson, praticamente fatta, quindi altro rinforzo per gli uomini di Massimo Rastelli. Il Pescara, da quanto ci risulta, anche se devono arrivare delle conferme, avrebbe preso Millico, giovane sondato anche dal Cosenza, superstar, millennial, considerato tra i più forti in Italia nel panorama europeo, in cui il Torino crede molto, e in prova al Pescara ci sarebbe anche Kebakoli, mentre c'è anche il Torino che guarda in Serie B per rinforzarsi. L'obiettivo è sempre
del Chievo Verona, mentre l'Ascoli ha messo nel mirino un altro colpo importante, altro calciatore svincolato, Emil Alfredson, ex Regina tra le altre, una garanzia per la Serie B, trattativa addirittura d'arrivo. La Salernitana è su Vitturini, nel corso di una trattativa con il Pescara potrebbe entrare il nome di Vitturini, e il Trapani ha centrato ufficialmente anche il colpo Pettinari per l'attacco, un colpo che senza dubbio potrà dar respiro alle difficoltà offensive del Trapani già evidenziate nel corso della prima giornata. Parlando di Serie B, Attilio, dobbiamo parlare anche di abbonamenti, perché leggo proprio adesso la notizia che riguarda il Crotone con la proroga della campagna abbonamenti, prorogata ovviamente per questa ulteriore settimana fino alla prossima gara casalinga contro l'Empoli del 14 settembre, perché diciamo che ovviamente molti sono i ritardatari che erano in vacanza e ancora non hanno sottoscritto l'abbonamento, e quindi magari il Crotone vuole attendere questi ritardatari. Anche a Cosenza la stessa cosa, perché ci sono insomma abbonamenti che possono essere sottoscritti anche in questa settimana prima di questa sfida importante con la Salernitana. In più dovremmo avere in collegamento telefonico, lo sento, Jano Laferla. Buon pomeriggio Jano. Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori. E grazie per essere intervenuto ancora una volta nella nostra trasmissione. Stiamo parlando di Serie B, ma anche di Serie C, perché insomma sono iniziati i campionati e tutti siamo concentrati proprio sia sulla Serie B che sulla Serie A, ma anche sui campionati minori di Serie C. Sì, sicuramente. Diciamo, è stato un inizio che si aspettava quest'anno, poi dai, una stagione senza mondiali ed europei, non si vede l'ora che riparte il campionato. Adesso, per quanto riguarda le compagini calabresi, ecco, credo che ci siano ambizioni da più parti, e quindi speriamo che siano campionati avvincenti e che possano regalare qualche soddisfazione per le squadre della nostra regione. Come l'hai vista questa prima sfida importante, il derby alla prima giornata fra Crotone e Cosenza? Io l'ho vista la partita, è stata a mio modo di vedere una bella partita, perché comunque uno 0-0 di quelli giocati, ecco, non uno 0-0 di due squadre chiuse, abbottonate, tutt'altro, poteva vincere uno, poteva vincere l'altro, alla fine è stata una partita combattuta, una partita giocata, una partita probabilmente vinta col punteggio più logico, però una buona prestazione, considerando anche il caldo, la prima di campionato e tutto quanto i postumi della preparazione del VP. E poi c'è il Cosenza, che Jano attende questo attaccante che dovrebbe chiudere il cerchio almeno del mercato della sessione estiva. Ma sicuramente, ecco, credo che anche l'anno scorso la dirigenza e quindi l'operato del direttore Zinchera è stato positivo, ed è stato anche durante il mercato di gennaio, è stato mirato a dei ritocchi determinati, cioè dei ritocchi già individuati, dei ruoli già individuati, e ha portato a dati suoi frutti, quindi sicuramente anche adesso arriveranno questo paio di pedine che consentiranno di fare alla squadra di Braglia sicuramente un ulteriore salto di qualità. No, una chiave di lettura da Jano, a cui auguro buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio Attilio. Sul mercato, cosa manca dal tuo punto di vista sia al Crotone che al Cosenza? Non dico per fare il salto di qualità, ma quantomeno per rinforzarsi ulteriormente. Comunque, io credo che siano entrambe due buone intelaiature. Le intelaiature buone vanno ritoccate, poi lo sappiamo che la teoria è una cosa, ecco, la pratica è un'altra, poi il giudice è sempre il rettangolo verde. Però ecco, il Crotone, il colpo a sensazione di Maxi Lopez è un colpo che è un punto interrogativo da un certo punto di vista, ma se dovesse avere un impatto normale, quello diciamo
per i giocatori che conosciamo, che abbiamo conosciuto e che comunque anche se in età avanzata può dare ancora tanto, secondo me, ecco, proprio volendo fare un ulteriore ritocco, un difensore importante, poi comunque la squadra è già avanti. Il Cosenza, ecco, si aspetta l'attaccante, perché poi se indovini l'attaccante e soprattutto se l'attaccante indovina l'annata, le stagioni possono cambiare chiaramente in una maniera che non possiamo nemmeno prevedere, quindi capisco l'attesa spasmodica che c'è in questi momenti dai tifosi che attendono il colpo di mercato. Io sono sicuro dell'operato della società del presidente Guarasco e del direttore Trinchera, che quindi come hanno fatto negli anni precedenti rifiniranno anche questa volta, insomma, la squadra e fare una squadra più che competitiva. Un'ulteriore e l'ultima curiosità da parte mia, per quanto concerne invece il campionato di Serie C, un Catanzaro che risponde da subito presente, la Regina che si gode il colpo Dennis, ne parleremo tra pochissimo, e dall'altra parte un Rende che perde immeritatamente, una Vibonese che parte a diesel come accaduto spesso con mister Giacomo Modica in panchina, con un mercato, con degli ultimi giorni di mercato di fuoco. Dove possono arrivare le squadre calabresi di Cigliano? Guarda, io dicevo proprio questo parlando con dei dirigenti, dei direttori oggi, ieri. Secondo me il tasso tecnico della Serie C, del girone C, si è elevato sicuramente rispetto all'anno scorso. A mio modo di vedere, ecco, ci sarà una squadra che più che una squadra, diciamo, per me c'è una società a marcia campionato che sarà quella del Bari, perché i campionati sicuramente vanno giocati e vanno vinti sul campo. La Serie C non è un campionato facile, però laddove c'è una società così forte e così importante, credo che comunque il più sarà fatto. Però sicuramente poi prevedo una bella bagarre con Regina, Ternana, Catania, Catanzaro e qualcun altro, insomma, che verrà fuori, perché anche la fascia media, quella di Monopoli, Potenza, Francavilla, sono squadre che si sono rinforzate, possono dire la loro. La Casertana comunque che ha mantenuto 3-4 giocatori importanti, e se non ripete la falsa partenza dell'anno scorso, è una squadra da considerare. Ripeto, il Teramo stesso, che ho visto domenica al Ceravolo, è una squadra che secondo me dopo 6-7 giornate verrà fuori, perché comunque c'ha 8 undicesimi nuovi, giocatori nuovi, quindi non è facile, però c'ha dei giocatori importanti, tra cui Arrigoni e Mungo, che a Cosenza ricordano benissimo, voglio dire, ma solo per nominarne due. Quindi è un campionato quest'anno sicuramente più importante, con squadre più importanti, ecco. Secondo me ci sarà un maggiore dislivello tra la prima metà e le altre, quelle di giù, perché l'anno scorso, diciamo, 4 squadre hanno fatto campionato a sé, dall'inizio alla fine praticamente. Quest'anno a mio modo di vedere saranno di più le squadre che diciamo se la giocheranno, anche se ripeto, vedo il Bari per la forza societaria e chiaramente per ciò che ne consegue anche per la squadra, una spanna soprattutto. E a proposito di Catanzaro, c'erano proprio le ultime parole del tecnico Auteri prima della sfida proprio con il Teramo, che ha detto: noi vogliamo partire bene. Insomma, il mister ha deciso di partire col piede giusto, perché l'anno scorso c'è stato un qualche tentennamento all'inizio del campionato per il Catanzaro. Ma diciamo che all'inizio del campionato lo scorso anno c'era un allenatore nuovo, una squadra anche lì per 8 undicesimi nuova, e quindi è chiaro che poi Auteri è uno che ha dei meccanismi e del modulo del gioco, insomma, ben definiti e via dicendo. Quest'anno un'intelaiatura di base si è mantenuta, quindi c'è stato il cambio del portiere, dove comunque Furlan è stato sostituito da Di Gennaro, quindi stiamo parlando di due portieri forti. Di Gennaro subito è partito col piede, anzi con le mani giuste, neutralizzando il rigore, l'occasione di Mungo sullo 0-0. E avanti
diciamo, è venuto meno Dulci, che è stato venduto al Bari, però comunque è stato acquistato Nicastro, è un attaccante importante, e il Catanzaro è partito subito, anche dal punto di vista atletico, un primo tempo dove la squadra ha dimostrato di essere già con le gambe a 1000 come vuole Auteri, poi il secondo tempo c'è stato un calo, però io proprio nel momento del calo ho notato qualcosa di positivo, cioè nel senso che comunque a differenza di altre partite dello scorso anno, domenica sono stati in grado di gestire la partita senza chiudersi, senza battersi troppo, però senza nemmeno andare a 1000 a cercare alla ricerca del calcio spettacolo, del terzo quarto gol, che tante volte ti può consentire di prendere un contropiede e quindi di vanificare il risultato. Allora Iano, grazie per essere rimasto con noi, noi torneremo tra pochissimo a parlare. È sempre un piacere. Grazie, il piacere è tutto nostro, buon lavoro. Complimenti per la realtà che siete e per il servizio che offrite, soprattutto nella nostra regione. Grazie. Buon lavoro grazie. e un saluto a tutti i telespettatori. Torneremo tra pochissimo a parlare di Catanzaro, a Attilio con la schermata che hai preparato, ma adesso ci dobbiamo fermare perché è tassativa la pubblicità. Allora, ci eravamo lasciati parlando di Serie C, però Attilio facciamo un piccolo passo in avanti, cioè parliamo di Serie A, fra pochissimo torneremo a parlare di Serie C perché lo dicevamo, i titoli dei giornali li abbiamo visti, insomma si parla di quest'Inter a cui ha fatto bene evidentemente la cura Conte. Un'altra notizia importante che ti volevo sottoporre è questa qui che riguarda l'arrivo in panchina di Mihajlovic. Non ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, lo abbiamo visto molto provato nelle foto, nelle immagini. Noi ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo all'allenatore e speriamo che insomma, possa combattere fino alla fine questa battaglia e vincerla totalmente. No, per quanto può contare il nostro in bocca al lupo, è stata un'immagine abbastanza straziante, devo dire la verità, di un guerriero sembrato anche per un attimo indifeso, ma il messaggio che ha lanciato Sinisa Mihajlovic va oltre il calcio, va oltre il coraggio, va oltre ogni qualsiasi valore. Sinisa Mihajlovic aveva fatto una promessa ai suoi ragazzi di esserci almeno alla prima di campionato, e dopo 6 settimane di cura in semi-isolamento è voluto esserci a tutti i costi. È un uomo senza giri di parole, un uomo con grandi attributi, ma l'ha dimostrato anche quando non è stato colpito dalla malattia. Ma ribadiamo, per quanto può contare un messaggio straordinario, è il vero vincitore del weekend. Non è stato né Conte, né Lukaku, né Muriel, sono argomenti che al confronto sembrano essere veramente delle barzellette. Mihajlovic non ha mai raccontato barzellette, è sempre stato un uomo e lo ha dimostrato ancora una volta che la parola può contare ancora qualcosa. È un grande in bocca al lupo a Sinisa Mihajlovic. E poi ci sono queste dichiarazioni, cambiando argomento, ridendoci un po' su, di CR7 che vuole tutto, ha detto che vuole tutto. Vuole tutto. È chiaro, un calciatore dell'ambizione come Cristiano Ronaldo vorrebbe sempre vincere qualunque cosa, ma anche nella prima giornata si percepisce come il campionato italiano quest'anno sia molto più aperto rispetto ai precedenti anni. L'Inter si è rinforzata, dopo tanti anni si è rivista una squadra finalmente, una squadra che si diverte, una squadra che non ha dei singoli, ma una squadra armoniosa, e la mano di Antonio Conte si vede nello spirito, si vede nella mentalità e si vede anche nell'evoluzione positiva di alcuni calciatori. Il gol che ieri Candreva ha dimostrato di poter fare, di saper fare in molte occasioni, lo fai solamente se hai una brillantezza in testa, se hai una brillantezza fisica e se hai la voglia di provarci. Questo Antonio Conte ha trasmesso da subito all'Inter, e il Lecce è stata una pura e mera formalità. Venendo però alle notizie di giornata, Anna, per quanto riguarda la Serie A, Patrick Schick è sempre più vicino all'Ipsia, prestito con diritto di riscatto, tramutabile in obbligo, fissato a 30 milioni di euro. La Roma che punta sempre un difensore, Rugani resta sempre la pista più fattibile. C'è stato un tentativo per un Nkoulou rispedito al mittente da parte del Torino, che ha chiesto 35 milioni di euro. La Roma che è tornata su Rugani, tra l'altro l'agente di Rugani
è nella capitale per provare a definire l'affare, per provare a trovare un'intesa definitiva che già c'era con la Roma qualche settimana fa per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Infine l'Atalanta, che ha quasi definitivamente mollato l'Axalt, su cui è tornato forte il Torino per la corsia sinistra di Walter Mazzarri, e poi il titolo di tutto sport, quello che ti volevo chiedere io. Un po' la telenovela del mercato che francamente a me ha stancato perché da una parte le solite dichiarazioni di Wanda Nara, la replica anche abbastanza stizzita di Beppe Marotta, che non vede l'ora di mettere fine a questa telenovela, ma l'Inter fa i suoi interessi. L'Inter reputa comunque Icardi un calciatore importante, l'Inter, qualora dovesse decidere di sacrificarlo con la Juventus, ormai ne stiamo parlando da alcuni mesi a questa parte, vorrebbe solamente Dybala in cambio 70 milioni di euro. Non entra in trattative né in giochi a costo di tenersi Icardi. Icardi a questo punto ha anche capito che non ci sono più i margini per rimanere all'Inter, la sua storia d'amore con i nerazzurri è chiusa da tempo, le ragioni sono facilmente intuibili e da una parte che dall'altra saranno giorni caldissimi sul mercato. Tra l'altro l'Atalanta ha chiuso anche l'arrivo di Aragna, l'Atalanta che doveva prendere l'Axalt ha deciso di investire su Aragna per un mercato assolutamente scatenato. L'Inter attende l'ok definitivo da parte di Alexis Sanchez, ogni giorno può essere quello buono, l'Inter che prenderà anche un altro centrocampista, mentre per la Juventus è sempre caccia alla plusvalenza, con Fabio Paratici impegnato soprattutto sul mercato in uscita per poi provare a piazzare l'ultimo colpo finale che tutti i tifosi bianconeri attendono. Ma secondo te c'è la possibilità che Icardi resti all'Inter? Perché dalle dichiarazioni della sua moglie, agente Wanda Nara, proprio a Tiki Taka parlava di una sua intenzione di rimanere in casa nerazzurra, scusate. Ma io, se fossi in Icardi, non ci penserei due volte, andrei a Napoli, perché Icardi deve smettere di fare il tronista e deve tornare a fare il professionista. Non stiamo parlando di un calciatore a fine carriera, non stiamo parlando di un calciatore che non ha dimostrato il suo valore. I gol parlano per Mauro Icardi, devono tornare a parlare di gol per Mauro Icardi. Basta chiacchiere, basta dichiarazioni al vetriolo, non serve più. A Napoli Icardi avrebbe la possibilità di essere considerato veramente quasi come un semidio, avrebbe la possibilità comunque di entrare non in un progetto vincente, ma che sicuramente può diventarlo, può essere la ciliegina sulla torta. Non vedo perché non accettare la corte del Napoli. Per l'Inter un'offerta economicamente importante, per Icardi dall'altra parte una possibilità di ritornare ad essere una punta di diamante. Alla Juventus sarebbe uno dei tanti, al Napoli sarebbe una punta di diamante, ma Icardi non ha aperto al Napoli e nella sua testa l'unica società oltre l'Inter a cui sarebbe interessato ad approdare in futuro sarebbe proprio la Juventus, ma il bailam e il balletto continuerà fino al 2 di settembre. Ma secondo te c'è questo testa a testa, come lo vedi il campionato di Serie A fra Inter e Juventus, oppure c'è qualche inserimento ad esempio del Napoli magari nelle prossime settimane? No, la Juventus resta favorita assolutamente rispetto a Inter e Napoli, ma l'Inter sta lavorando in funzione di poter colmare il gap. Il gap non può essere colmato solamente in una stagione, ma l'Inter si è avvicinata sensibilmente. Prima di tutto per la scelta dell'allenatore, che è una garanzia, non può essere discusso, o antipatie o non antipatie, Antonio Conte è un vincente, così come Beppe Marotta sono stati il motore per anni dei successi della Juventus, e questo non può essere assolutamente messo in discussione. Poi la scelta dei calciatori non teste calde, non prime donne, ma calciatori che entrano in un equilibrio di squadra. E poi non è da sottovalutare nemmeno il processo di italianizzazione che l'Inter sta compiendo, quindi maggiore valore patriottico anche, può essere chissà anche un valore definitivo, nuovo per i nerazzurri che non si intravedeva ormai da diverse stagioni. La Juventus è avanti in termini di rosa, in termini di lavoro, in termini di qualità. Ma attenzione al Napoli, attenzione a sottovalutare il Napoli è una rosa assolutamente competitiva, il Napoli è una formazione di valore, ha un allenatore di grande esperienza, non si è indebolito perché non ha ceduto nessuno dei suoi pezzi pregiati, anzi si è rinforzato con Manolas, Lozano e perché no con l'arrivo di Fernando Llorente in attacco, con cui in attesa di Icardi il Napoli ha un accordo biennale. E a proposito lasciamo la Serie A, parliamo di Serie C, torniamo alla schermata che riguarda proprio il Catanzaro, preparata da Attilio proprio quest'oggi. Si parla di occasione Montalto, spiegacela tu Attilio. Non si tratta di Montalto qua vicino, ma si tratta di un giocatore, del calciatore, ambito anche dalla Ternana, ma c'è una variazione su questa grafica. La Cremonese spinge per l'addio, perché
che liberandosi di Montalto può gettarsi all'assalto della pedina che la Cremonese pensa di affiancare a Ciofani. Dopo aver investito 1.100.000 euro per assicurarselo, la Cremonese cedendo Montalto poi andrà a scacco per Fabio Ceravolo. Il Catanzaro spinge, così come ha spinto la Ternana per un eventuale ritorno, ma la notizia delle ultime ore è che il Venezia si è inserito forte nella corsa a Montalto. Il Venezia ha perso Pettinari e di conseguenza ha bisogno di un attaccante ed è piombato nel pomeriggio su Montalto. E io stavo cercando di aprire la pagina Facebook invece, Attilio, della Regina, per farvi vedere proprio l'arrivo dell'ultimo giocatore in ordine di tempo alla Corte di Toscana, una Regina che si prepara ad ospitare questa sfida casalinga al Granillo con la Cavese. Regina che ha pareggiato 1-1 nello scorso turno con la Virtus Francavilla, una Regina che c'è anche una grafica che riguarda gli Amaranto, andiamola a vedere insieme. E oggi è arrivato il giorno, è arrivato finalmente il Tanque Denis a Reggio Calabria, un arrivo senza dubbio che ruba la scena a tutti gli altri, e il Tanque Denis anche solamente al 30, 40, 50% del suo potenziale, un attaccante devastante per la categoria. La tanchemania è scoppiata, abbiamo ribattezzato così in grafica. Il presidente Gallo è l'ultimo regalo alla città dopo una campagna acquisti assolutamente grande protagonista, di immagine e somiglianza del tecnico Mimmo Toscano, che non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Il pareggio contro la Virtus Francavilla dal mio punto di vista può essere preso solamente in un'ottica positiva. La Virtus Francavilla è una squadra che fa male, può far male a tanti, ha l'abilità di non far rendere, di far giocare male gli avversari, ma la Regina ha ribattuto colpo su colpo, dimostrando di avere già un'anima nonostante tutti questi arrivi e nonostante sia una squadra praticamente nuova di zecca. C'è bisogno di qualche settimana di rodaggio, ma è arrivato finalmente anche lo stoccatore in grado di far fare il salto di qualità alla Regina e porre gli Amaranto in una posizione, perché no, anche di vantaggio su Bari e Catanzaro. Ma sarà un grande campionato quello di Serie C e già la prima giornata ne ha dato qualche testimonianza. Io volevo farvi vedere questo video, ma purtroppo il nostro touch fa delle bizze oggi. No, ci sono talmente tanti accessi per il Tanque Denis, è scoppiata la tanchemania, lo dicevamo prima in grafica, ma anche i numeri social della Regina con il Tanque Denis sono aumentati a dismisura. Tra l'altro i complimenti alla Regina per l'iniziativa di mettere il tifoso al centro con la creazione della TV ufficiale, che permetterà così anche ai tifosi della Regina di essere sempre più vicini alla squadra e di assistere al quotidiano per quanto riguarda gli Amaranto. Ma il bagno di folle è stato incredibile per German Denis e sinceramente non si può riuscire a trovare una pecca all'operato della Regina, soprattutto negli ultimi 6 mesi dall'avvento del presidente Gallo. C'è praticamente tutto. Ha riacceso una città improvvisamente dal torpore di qualche anno fa. Un in bocca al lupo alla Regina, ma c'è però anche da dimostrare sul campo che questi acquisti possono dare un effetto immediato, però le credenziali dal mio punto di vista ci sono tutte. Vi posso far vedere soltanto questo fermo immagine perché il video purtroppo ai noi non parte, insomma c'è questo fermo immagine che riguarda il calore dei tifosi Amaranto, che sono andati ovviamente a dare il loro benvenuto al nuovo arrivato, una Regina che insomma... C'è quasi più gente dell'arrivo di Lukaku a Milano, cioè sembra strano ma in realtà... è il bello delle piazze del sud. C'è fame di calcio a Reggio Calabria. A proposito di Regina, dalla Regina passiamo al Rende o alla Vibonese, dobbiamo parlare anche di queste due importanti squadre. Partiamo dal Rende, visto che siamo con la R. Continuiamo in questa fase. Tra l'altro quindi siamo lì, siamo in tema. Lì. Rende che insomma con un occhio allo stadio nuovo, ne parlano ormai tutti i giornali, c'è il progetto che insomma è già stato messo in piedi, da qui a poco dovrebbero partire i lavori per la realizzazione dello stadio, questo ne parleremo ancora nelle prossime settimane anche con il presidente Coscarella. Il Rende che comunque sia insomma ha steccato la prima, possiamo dire così, Attilio, però c'era una grafica che riguardava proprio mister Andreoli che evidentemente è in cerca di rinforzi dal mercato. Rinforzi per un ulteriore centrocampista, un ulteriore innesto in attacco. Tra l'altro è tornato anche Giannotti nel corso della scorsa settimana. È un Rende che aveva messo in preventivo le difficoltà iniziali per un gruppo nuovo, per un'idea di gioco completamente diversa,
È un Rende che ha bisogno di tempo, l'obiettivo salvezza resta, non credo, un miraggio, perché con la giusta continuità, anche con un pizzico di fortuna, perché non poter confermarsi dopo le 2 ultime stagioni esaltanti in termini di numeri, in termini di impatto sia di allenatori che di calciatori sfornati. Il Rende ha bisogno di tempo, così come la Vibonese. La Vibonese ha bisogno di tempo perché era stata messa anche in quella circostanza in preventivo un possibile avvio a stento di Giacomo Modica. Come in tutte le sue avventure, il gioco, il calcio che Giacomo Modica vuole proporre, così come la Vibonese, un calcio che richiede diverso tempo, quindi lo spettacolo, come abbiamo preparato in grafica, è assicurato. Modica sta lavorando per plasmare la squadra, e la squadra mercato ottima della Vibonese è al lavoro per cercare di regalargli gli ultimi puntelli in grado di rinforzare ulteriormente questo gruppo. Ma la Vibonese da una parte partiva già da una base competitiva, mentre il Rende senza dubbio ha dovuto rifare praticamente tutto, e mi sembra chiaro che qualche difficoltà almeno iniziale possa essere riscontrata. Giocare senza pubblico, Anna, non è mai semplice. È chiaro che il tifoso è sempre il 12° uomo in campo, ma nonostante questo i tifosi storici del Rende stanno vicino alla squadra anche in trasferta. Ma ritornando alla sfida contro il Bisceglie, probabilmente il Rende non meritava di perdere. Gara alla pari, con un pizzico di fortuna in più, un punto sarebbe potuto arrivare dopo la contesa, ma probabilmente il Bisceglie ci ha creduto di più. Mentre la Vibonese, dal mio punto di vista, è ancora abbastanza fuori condizione. Ripeto, c'è bisogno ancora di qualche settimana prima di vedere la vera Vibonese di mister Modica. E a proposito di Vibonese, sono sul sito dell'US Vibonese, volevo vedere insieme a voi questa classifica della prima giornata che riguarda la Lega Pro, la Serie C, che dir si voglia il Girone C. Vediamo che proprio ci sono una serie di squadre che guidano la classifica, tra cui il Catania, la Ternana, il Catanzaro, il Bari, insomma squadre di cui abbiamo parlato diverse volte nelle nostre puntate di Qui Mercato, perché sono squadre che si sono rinforzate e che puntano al salto di categoria. Poi ovviamente ci sono 3 formazioni a un punto, fra cui troviamo la Regina per via del pareggio proprio che c'è stato nell'ultima partita, e poi ovviamente ci sono diverse squadre a 0 punti. Ancora una classifica diciamo parziale, perché giustamente siamo nella prima giornata, ma sento che è pronto anche l'altro nostro collegamento di questo pomeriggio con Matteo Pirritano. Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio a voi e a tutti i telespettatori. Matteo è di DB Radio, questa nuova scommessa. Sì, facciamo in bocca al lupo allo staff di DB Radio, una nuova web radio in grado di poter fornire emozioni non solo dal punto di vista calcistico. Matteo, insomma, che dire di questo nuovo progetto? Tanto vi ringrazio. È una nuova sfida, sì, è un nuovo progetto che partirà fra pochissimi giorni. Siamo già, diciamo, operativi sul fronte sportivo, ma sarà un contenitore che sarà fruibile attraverso appunto i canali più noti delle web radio e attraverso i social network principali. Ci occuperemo di sport, ma ci occuperemo anche un po' di tutte le altre tematiche più importanti, diciamo, quindi cultura, cinema, musica, insomma proveremo con tanti ragazzi bravi, preparati, vogliosi a realizzare un prodotto di qualità, nuovo, con lo sport comunque sempre al centro del progetto, con il calcio in particolare, insomma. Io passerei proprio a questo, no Matteo, venendo da un argomento a te logicamente molto caro, il Catanzaro che è partito assolutamente in pompa magna sia sul mercato ma anche, perché no, con rendimento in campionato. Le sensazioni che personalmente respiri, percepisci, può essere un anno di svolta per il progetto Noto e per il Catanzaro? Ma diciamo le premesse ci sono tutte. Lo scorso anno, quando è stato avviato questo percorso, questo binomio Noto-Auteri, si era partiti proprio dicendo in 2 anni proveremo ad andare in B. Auteri nella conferenza stampa di presentazione di questa stagione ha confermato questo. Sul mercato la squadra è stata sicuramente rinforzata, sono arrivati 14 giocatori, è stato tenuto, diciamo, l'ossatura principale, pur perdendo alcuni elementi come Dursi per motivi economici, di grandi offerte di mercato che sono arrivate in particolare da Bari. Ha perso Furlan, ma è stato comunque sostituito in maniera importante. Ci sono grandi squadre
questo girone C che si è livellato verso l'alto. Catanzaro l'anno scorso ha fatto molto bene, quest'anno sicuramente potendo sfruttare una grande conoscenza dal punto di vista tattico da parte dei giocatori. Sappiamo bene, insomma, Oteri da questo punto di vista è una garanzia, con giocatori di maggiore esperienza che sono arrivati e quindi abituati anche a giocare per il vertice o con un recente passato in Serie B, la squadra se partirà bene secondo me avrà un impatto importante come l'ha avuto nella prima giornata, anche nelle primissime, insomma, di questa stagione. Potrà sicuramente rendere la vita complicata alle altre, che sono tante, sono agguerrite, su tutte direi la Ternana, c'è un Bari importante che magari ci metterà un pochino più di tempo per entrare in forma, è il Catania che è partito a fari spenti quest'anno, però ha un organico di tutto rispetto. Catanzaro però ha tutte le possibilità quest'anno per non ripetere gli errori dello scorso anno e di conseguenza centrare l'obiettivo chiamato Serie B. A proposito di Catania, secondo te è la squadra che diciamo candidata alla vittoria del campionato, oppure dovrà comunque guardarsi le spalle da tante altre squadre? Ma guarda, il Catania lo scorso anno, come dicevo, è partita, come ricorderete benissimo, era partita insomma, con ambizioni insomma, dichiaratamente legate alla promozione. L'organico non è stato modificato molto, è arrivato Furlan che noi l'anno scorso qui a Catanzaro abbiamo insomma, ammirato come un portiere affidabile, ha preso un allenatore che conosce benissimo la categoria, ha avuto anche esperienze in Serie B, quindi credo che se il Catania ha un po' quello che vale, se vogliamo, per il Catanzaro, un ambiente eccezionale quello di Catania, un pubblico straordinario, se la squadra rimarrà compatta come gruppo e non ripeterà gli errori della scorsa stagione, sicuramente il Catania, assieme appunto al Catanzaro, è una delle squadre favorite proprio perché ha cambiato poco. Attilio, chiedevo questa notizia del Catania proprio perché stavo dando un'occhiata alla top 11 che riguarda la prima giornata del campionato di Serie C. Ci sono parecchi calciatori del Catania, tra cui anche l'allenatore, quindi insomma un Catania che sicuramente ha fatto bene insomma, in questa prima giornata e che quindi si è meritato diversi giocatori in rosa. Troviamo ad esempio Martinelli del Catanzaro, comunque sia insomma molto Catania. Sì, un'ultima curiosità per Matteo, poi lo liberiamo e lo lasciamo ai suoi impegni, lo ringraziamo per essere stato con noi. Credi che i Bomber in questo campionato di Serie C possono avere un impatto devastante? Mi riferisco anche a Nicastro per il Catanzaro, anche se proprio centravanti non è, mi riferisco a Denis per quanto riguarda la Regina. Assolutamente, brevemente Matteo, può essere il campionato dei Bomber? Sì, può essere il campionato dei Bomber. Può essere il campionato del Bomber perché ci sono allenatori molto bravi che riescono a far esprimere alle loro squadre un calcio ben chiaro, ben definito, che poi porta gli attaccanti nelle condizioni migliori per concludere l'azione. Poiché il livello si è alzato molto, insomma, pensare veramente fino a qualche giorno fa che Denis potesse arrivare a giocare in Serie C sembrava una cosa veramente impossibile, questo fa capire veramente la qualità degli attaccanti. Poi c'è ancora una settimana di mercato, come tu mi insegni, quindi può ancora accadere qualcosa, però il livello è veramente alto, quindi sì, credo che gli attaccanti potranno essere protagonisti. A Catanzaro ne sono arrivati tanti, lo scorso anno il Catanzaro è stata la squadra che ha fatto più gol in tutta la Serie C, quindi sicuramente gli attaccanti del Catanzaro come Nicastro li troveremo in alto in classifica marcatori durante l'anno. Grazie Matteo per essere stato con noi purtroppo siamo in chiusura, ringrazio Attilio Malena che ritroverete a domani, con me domani tempo, pomeriggio. a domani. Grazie a tutti e a domani.